Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, ho visto dei messaggi, dei consigli sul rivale, ragazzi, Spargarò, Caglione, quella gente là non posso ancora sfidare perché i team non sono ancora interessati a me. Ho visto che c'è una buona partecipazione per i campionati multiplayer, adesso in una settimana, 2, cominciamo, diamo la possibilità a tutti di vedere insomma il video del regolamento. Le Mans, gara un po' così. Con l'aeroplanino andiamo in Francia. Monster Energy Grand Prix de France. Allora, email. Allora, grande piazzamento, benissimo. Obiettivo squadra, un quinto posto, molto bene. La nostra zoccoletta sempre. Nuovo team interessato, vabbè, abbiamo visto. Twitter. Allora, Hagerter, la gara di Le Mans si prospetta impegnativa, ma credo che si farà molto bene, ok. Pavesini, è arrivato oggi a Le Mans. E ancora Pavesini, ho appena finito di guardarmi l'ultima gara, adesso adrenalina pazzesca. 220.000 fans. Ragazzi, andiamo a dominare. Va ragazzi, Gran Premio di Le Mans, un Gran Premio sfavorevole al Comandone, mi sta sulle balle, ma proviamoci lo stesso. Vai ragazzi! Sta pioggia poi rompe le balle in un tracciato molto molto insidioso. Intanto Pavesini ci supera all'interno, ma noi dobbiamo prendere in pieno questa curva. Oh, che Schumacher! Vai, 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 vai! So che questa curva è insidiosissima. Bravo Comandone. Vai, adesso andiamo, voliamo. Zarcone davanti, poi Pavesini. Mi avete consigliato Terol, in Profit Terol, bellissima. Adesso non mi ricordo chi mi ha scritto sta cosa su Facebook, ma è un grande. Ok, andiamo ragazzi, siamo già 13esimi. Superato dai Scrotter e Taribone West. Dai, dai, mamma mia che rischio, il Comandone si incazza anche. Vai Comandone. Dobbiamo volare. Oh, ciao Simeone. Mamma mia che rischi, ma ho osato troppo, sono un coglione, è ufficiale. Porca puttana. Mignottona ladra. Ho rischiato troppo. Ma il Comandone è così, è un pazzo delle gare. Vai Comandone, portala a casa Cume. Portala a casa Cume. Occhio, 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 occhio. Mamma mia, che sofferenza infinita. Quanto odio sta gara Le Mans. Sicuramente non come Misano, ma dai, 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 buono, buono, buono. Vai che andiamo. Siamo 18esimi, dobbiamo fare una rimonta pazzesca, pazzoide, incredibile. Vai Comandone, vai. 17esima posizione, ultimo giro. E adesso ragazzi torniamo con il final lap comandiano, che porta una sfiga clamorosa. Ma andiamo, eccola qua. Mamma mia. Mamma mia, avviso. Qua il Comandone ha vaneggiato un attimo, ma va bene lo stesso. Dai, almeno 15esimi, madonna che gara di merda ragazzi. Peccato, perché ero messo bene in classifica, ero secondo, ma il MotoGP è così. Basta un attimo e sei inculata, che se qua siamo in Moto2, ma sono solo dettagli. Torres e anche Zarco superato.
Mamma mia, andiamo per campi. Adesso c'è Pavesini. Dai che possiamo superare anche Pavesini. Dai che superiamo Pavesini. Mamma mia, quanti rischi. Mamma mia, disarcionato dalla moto. Meno male, per poco. Gara beffarda Le Mans. Un Comenda svogliato e rincoglionito. Sta portando a casa un 13° posto schifoso. No ragazzi, il problema è che proprio non... sta cazzo di gara con la pioggia. Faccio una fatica spaventosa. Eccola là, altra cagata. No, sì, no, forse. Dai Comendone, dai, mamma mia. 13° posto ragazzi, delusione totale. Delusione comendiana, bruttissima posizione, ma adesso c'è Mugello e Catalogna. 2 gare strafavorevoli che le vediamo sempre alla fine delle 3 gare per creare un po' di suspense. 222.000 fans, molto bene, però sono molto deluso ragazzi. Risultato deludente, lo so Edoardo. La zoccoletta personale, giornata storta, sappiamo tutto. Andiamo a vedere Twitter. Allora, Antonelli, il Mugello andrà meglio, ne sono sicuro. Pavesini, grande battaglia con Veneziano oggi. Vaffanculo. Oh, il malesiano di merda. Ciao malesiano di merda. Guardando la gara di oggi, è evidente che qualcosa non andava. Spero che al Mugello le cose ti vadano meglio. Speriamo invece. Vabbè, i quotidiani non li voglio neanche vedere. Mugellus. E con il nostro furgoncino andiamo al Mugello. Voglio la vittoria mugelliana. Dai. Allora, pre-gara al Mugello. Email. Team manager. Obiettivo squadra, 8° posto. Adesso, assolutamente il minimo sindacale proprio. Ok, non ho altri interessamenti purtroppo. Feed sociali. Allora, Simonone Corsi. Il Mugello in assoluto uno dei circuiti più belli e impegnativi del mondiale. Concordo. Caglione. Ciao a tutti. Il weekend del Mugello sta per cominciare. Ancora Caglione. Il Mugello in assoluto circuiti più belli e impegnativi. Lo so, ma sti qua ripetono le cose. Sono più rincoglioniti del Comendone. Gran Premio d'Italia Team. Oh, che bella. Che bella Florence, meravigliosa. Come sempre un saluto al magro. Dove c'è Florence c'è il magro. Ragazzi, sole pieno al Mugello, purtroppo ancora 16ª posizione in qualifica, non mi ref una cappella con sta moto, veramente ragazzi. Però siamo nel Gran Premio di casa e voglio arrivare minimo tra i primi 5, cioè adesso proprio una gara pazzoide del Comenda. Vai ragazzi, Gran Premio di casa, non possiamo deludere i tifosi, non possiamo deludere Tori. Andiamo raga, vai! Davanti c'è Maleducato, ecco, e subito Carlos ci supera, molto bene. Sono quelle cose della vita fenomenali, siamo 18esimi, anzi 19esimi, molto bene. Abbiamo perso 3 posizioni, partenza comendiana proprio. Dai che possiamo rimontare subito, dai che non possiamo fallire in casa. Dai che l'obiettivo del campionato è arrivare almeno tra i primi 3, almeno al podio. Mamma mia, subito rischi incredibili. C'è Talibone West adesso. Superiamo Talibone molto bene. Adesso c'è Cardus, dai ragazzi. Mamma mia, subito primo rischio. Derapone obeso. Pavesini dietro di noi che rompe le balle. Mamma mia, un'altra curva pazzesca. Superiamo Cardus. Adesso c'è Maleducato. Vai, adesso c'è Zarcone. C'è Zircone adesso. C'è Zircone. Oh, c'ho Zircone. Adesso c'è Schrotter o Schutterer o che cazzo ne so. Ragazzi, devo concentrarmi sulla gara però. Bravo, c'è Simeone, dai. E si incazza ancora Simeone. E si gode. 11esimi ragazzi. Il Comendone ha fatto un primo giro veramente pazzoide, scatenato. Noi siamo i Gilles Villeneuve, la Ayrton Senna delle moto. Vai ragazzi. Adesso c'è Torres. Ciao Torres. Qua ha fatto una cosa incredibile. Cosa ha fatto il Comendone in sta curva? Adesso c'è Profiterol. E ringrazio ancora l'amico su Facebook
non mi ricordo il nome, ma ti ringrazio tanto. Sei un grande, superiamo il Profiterol. E siamo già sesti, ragazzi, stiamo calmi. Gran calma, come Diana. Che bello registrare da una parte e dall'altra vedere la Confederation Cup finale Spagna-Brasile. Deve ancora cominciare, ragazzi, messo concentrazione su MotoGP 13, ragazzi. Giro record per il venezianone, che però è sesto. L'obiettivo è almeno il quinto posto. Minimo, chiaramente, obiettivo minimo. Quinto al posto, obiettivo minimo. Dai, ragazzi, su, dai, Comendon. Merda. Simon Le Bon ci supera. Mamma mia che rischio comendiano. Madunina benedetta ancora. Il comendone sta rischiando tutto, chi se ne frega. Mamma mia, un'altra derapata. No, Fiore non che avanto più. Ennesima derapata del comendone. Non ne posso proprio più. Andate tutti a fanculo. Niente da fare. Ancora Simon che si supera. Maledetto Simon. Niente. Cazzolina. Non riusciamo a superare i primi però, Mamma mia quanti rischio. La moto è sempre al limite, ragazzi. La mia moto è sempre al limite. Questa l'ho presa bene ancora. Grande Comendone, grandissima curva. Adesso c'è Rabattone e Spargarò che si incazza, non so con chi, penso con Rabat. E siamo quarti, ragazzi, siamo vicini al podio. Mamma mia, incidente per Spargarò e io godo. Ultimo giro, ragazzi, non ne posso più. Gara infernale al Mugello, sono 72 gradi. Cosa è successo? No. Problemi tecnici per il Comenda veneziano, non ci voglio credere. Non ho parole, ragazzi. Ragazzi, non ho parole. Cioè, problemi tecnici per il Comendone, veramente. Però questo è anche il bello del gioco, insomma, può capitare. Come nella realtà, alla fine è così. E niente, me lo devo mangiare, però vaffanculo, quella puttana di tua madre. Al mio ingegnere, è stato deludente, vaffanculo, sei tu che sei uno stronzo, mi fai una moto di merda. Giornata storta. Mamma mia, non voglio vedere la classifica, Fidi sociali. Brutta roba le rotture del motore, vabbè. Un vero peccato la rottura di oggi. Grazie Lorenzo, salmone e vino. Mamma mia, ragazzi, veramente una beffa incredibile. Potevo arrivare tranquillamente in zona podio. Vedi offerte. Sono un po' indeciso, ragazzi. Aspetta un attimo. Non posso, porca miseria. Proviamo sta moto qua, cazzo, e vaffanculo. Problemi tecnici, ora sono scioccato veramente, perché non me l'aspettavo sinceramente. Fa parte del gioco, ragazzi, questo è il bello. Così tutte le gare sono sudate, sorprese una dietro l'altra. Cioè veramente questo è il bello di MotoGP 13. Ragazzi, voglio subito il riscatto a Catalogna. Gran Premi Haprol de Catalogna. Porca miseria, sono incazzato, non riesco neanche a parlare. Cioè, veramente. Non lo so, cioè. Motore distrutto. Infatti me ne sono andato per questo, ragazzi. Perché veramente. Non è possibile, non puoi fare la moto così, dai. Porca puttana, Gran Premio di casa, figura di merda così. Ma guarda che bella gnoccolona. Dai. Obiettivo la vittoria, chiaramente. Dai, Comendone. Ragazzi, qualificazioni positive, 10° posto, la moto è buona. Bisogna vincere assolutamente, ragazzi, perché sono incazzato nero dopo. Vai, ragazzi, dopo le delusioni alle Mans e al Mugello, anzi la sfiga del Mugello, dobbiamo vincere a Catalogna. Dai, ragazzi, per cortesia, moto nuovo, scuderia nuova. Dai, Comendone.
Ocio, subito primo rischio del Comendone, vai. Abbiamo perso molte posizioni. Il Comendone è un momento un po' difficile. Ma possiamo vincere in Catalogna. Dai. Ciao Zarco, dai Comendone. Un Comendone veramente aggressivo, incattivito dopo le sfighe del Mugello. Ciao Profiterol. Ciao Liutti. Dai che la moto mi sembra un attimino migliore. Dai. Dai Comendone, te prego. Dobbiamo vincere assolutamente. Obiettivo stagionale, arrivare almeno terzi nel mondiale Moto 2 per arrivare in MotoGP alla grande. Dai cazzo. Quinto posto non basta, c'è Redding davanti, o Redding. Dai Comendone, dai. Bravo. C'è Spargarò e Caglione. Ciao ragazzi. Ciao bellissimi. Adesso me ne devo andare, cazzo, e dimostrare al mondo che non sono una pippa. Dai Comendone. Ok ragazzi. Dai Comendone, dobbiamo tirare fuori una prestazione da fenomeni, dai. Dai Comendone, dai, tirala bene, dai. Derapone. Andiamo all'esterno, vai all'esterno. Bravo Comendone, ottima cosa. E adesso basta cappelloni per cortesia. E ancora Kallio, madonna che duello! E Kallio se ne va. E io godo. Ragazzi, non ho fatto apposta, non me ne sono proprio accorto. Mi disp. Non è vero, non me ne frega un cazzo, stronzo. E porca puttana, dopo le sfighe comendiane, cazzo, non me ne sbatte niente. E porca miseria. Adesso stiamo calmi. Giro record di Redding. E andiamo a vincere per cortesia. Andiamo a vincere questa gara. Ecco, andiamo con questi cappelloni. 1 secondo e 3 di vantaggio sul Redding. Ecco, ho già vinto anche l'altro anno a Catalogna. La mia prima vittoria. Dai, che Comenda può tornare a gioire dopo le delusioni francesi e italiane. Però il Mugello troppa sfiga, ragazzi, una cosa indescrivibile. Ragazzi, le gomme sono finite. Eccola là. Ragazzi, problemi per il Comendone. Ma porca mignotta. Attenzione, attenzione. Adesso so cazzi del Comendone, eh. Mamma mia, le gomme sono finite. Non fare ste cappelle, cazzo, Comendone, sveglia. Dai, ottima cosa, perfetto. Penultima curva. Dai, Comendone, portiamo a casa sta vittoria. Sì, cazzo, sì. E il Comendone c'è! Dopo le delusioni francesi e italiane, il Comendone c'è, cazzo! I suoi festeggiamenti completamente meritati, ha saputo imporre un gran ritmo alla gara e nessuno è stato in grado di tenere il suo passo. E sì, e siamo tornati, cazzo, e siamo tornati, porca mignotta. Vediamo la classifica, speriamo bene. No, scusa, Moto 3, no, che vaneggi. Eccoci qua. Quarti, cazzo, però siamo vicinissimi al secondo, dai, insomma 76-99. Tutto ancora nelle nostre mani, invece Scott Redding è un bel vantaggio, però non si sa mai, ragazzi. Bellissimo campionato in Moto 2. Vaffanculo che il Mugello sono ancora qua, peggio del Sachsenring. Allora, obiettivo squadra, perfetto, grande piazzamento. Manager personale, molto bene, grande risultato. Twitter, allora, Lorenzo, mitico Comenda,
Cornuto, grande prima posizione. Antonelli, grande vittoria. Buono ragazzi. Allora, promessa intanto, non sono più esperto, ma promessa. Ragazzi, è andata insomma non tanto bene, 2 gare veramente di merda, però a Catalogna, riscatto come indiano. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!